Eder, Mech, Pallister. Sto mettendo a posto qua. Qua sono tutte le scarpe, tutte le cose di Lilli che ho messo in ordine, a posto tutto quanto. Da questa casa non uscirà mai niente di Lilli, mai. Io ho buttato via tanta roba mia perché ormai avevo 10 paia di pantaloni quasi nuovi, ho dovuto cambiare taglia. Da 52 sono passato a 40, 44. Ditemi voi. Qua ci sono le macchine fotografiche, quelle vecchie, antiche di collezione, le prime macchine fotografiche che costavano un sacco di soldi. A proposito, Sebastiano, com'è possibile che pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana tu regali la sua macchina fotografica a un amico? Non è la sua fotocamera, è una fotocamera che usavamo così quando andavamo in moto, in bicicletta, così da battaglia, che non usavamo più. Allora sono andato da questi miei amici, gli ho detto guarda tenetela, un pensiero per Lilli. In quell'occasione ho portato questa cosa. Da questa casa non uscirà mai niente di Lilli, mai. Ah, ho capito, era una cosa poco importante, quasi da buttare, che quindi hai dato per questo. Io ho dato queste cose, anche altre cose, ad altre persone. Da questa casa non uscirà mai niente di Lilli, mai. Ho detto guarda quando Lilli tornerà me le ritorno. Quando Lilli tornerà me le ritorno, me le ridai. E allora questo era il mio pensiero. State vicino a queste cose che sono nostre, le nostre cose più care. Io ho dato le nostre cose più care. Da questa casa non uscirà mai niente di Lilli, mai. Ah, come prima hai detto che erano cose da battaglia, adesso sono le cose più care. Ma quindi tu pensavi che sarebbe tornata o no? Pensavo che sarebbe tornata. Io sono qua in attesa da 3 mesi, vivo nel nostro nido, questo è il nostro nido, piena di ricordi, piena di cose. Da questa casa non uscirà mai niente di Lilli, mai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.